canto numero 215. Il Signore la luce che vince la notte, la gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Signore l'amore che vince il peccato. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore la vita che vince la morte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Fratelli e sorelle, buona giornata a tutti. Oggi con la Chiesa celebriamo la festa della presentazione del Signore e la festa della luce, perché Lui è luce del mondo. Fratelli e sorelle, sono trascorsi giorni dalla gioiosa del Signore. Oggi ricorre il giorno nel quale Gesù fu presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Con quel rito egli si assoggettava alle prescrizioni della legge, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che l'attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito Santo vennero nel Tempio i santi vegliardi Simeone e Anna, illuminati dallo stesso Spirito, riconoscero il Signore, pieni di gioia, gli resero testimonianza. Anche noi, qui riuniti dallo Spirito Santo, andiamo nella casa di Dio incontro a Cristo. Lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell'attesa che Egli venga e si manifesti nella sua gloria. E ora benediciamo le candele che poi chi vorrà potrà portarsela a casa. Preghiamo. O Dio fonte principio di ogni luce, che oggi hai manifestato al giusto Simeone il Cristo luce per rivelarti alle genti, ti supplichiamo di benedire questi ceri e di ascoltare le preghiere del tuo popolo che viene incontro a te con questi segni luminosi e con inni di lode. Guidalo sulla via del bene, perché giunga alla luce che non ha fine, per Cristo nostro Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra due appuntamenti di grazia, due giornate singolari destinate alla riflessione, alla preghiera, la giornata mondiale, la vita consacrata e la giornata nazionale
questa vita per tutti noi, dono incomparabile di Dio che con l'esistenza ci ha gratuitamente donato la gioia di vivere. Sono 2 giornate che la Chiesa ci ricorda, invitandoci a una maggiore consapevolezza del dono ricevuto e alla riconoscenza a Dio per il suo grande amore per l'intera umanità. Oggi la Chiesa innanzitutto prega per tutti i consacrati e per la loro fedeltà al Signore. Sono essi un dono eccellente di Dio alla Chiesa e al mondo, bisognoso di testimoni coraggiosi dei valori spirituali e della trascendenza ineffabile di Dio e della sua provvidenza. Il giorno della vita poi ci indica la predilezione di Dio con la quale siamo stati tutti noi voluti, amati, chiamati all'esistenza in modo singolare, non ci pensiamo, ma è una cosa grandiosa e ci ha attesi da Dio come figli grandemente amati. C'è però una condizione che accompagna la sublime gratuità del Creatore di questo dono senza prezzo, la nostra vita. Dio ci ha fatto custodi, amministratori, responsabili, non padroni, come qualcuno stupidamente dice. Padroni no, amministratori sì, responsabili. Per questo oggi ricordiamo il nostro dovere di amare, custodire e difendere la vita ovunque. Nostra vita è quella di tutte le creature viventi. E cominciamo la nostra liturgia in questo modo, chiedendo al Padre che ci sia accanto con la sua grazia e il suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Perdoni i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, sinistra del Padre, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, con lo Spirito Santo,
fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a te, purificati nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate, porte, la vostra fronte, entri il Re. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Dalla lettera agli Ebrei. Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per timore della morte, sono soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Alleluia, alleluia, alleluia.
loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire il sacrificio, in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori gli portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle nazioni e gloria del tuo popolo Israele. Madre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, è come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, oggi coincide liturgicamente la quarta domenica del tempo ordinario con la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Secondo la legge di Mosè spitico, 40 giorni dopo il parto avveniva la purificazione della madre e la consacrazione a Dio dei primogeniti, l'offerta di piccoli animali, e questo ricordando la liberazione di Israele dall'antica schiavitù dell'Egitto. Maria e Giuseppe, obbedienti alla legge mosaica, portano il piccolo Gesù al Tempio di Gerusalemme per offrirlo al Signore. Per il riscatto del figlio offrono l'offerta dei poveri, 2 colombi, così adempiono la legge. Ma a ben vedere, per chi in più, l'interesse di Luca non è rivolto ai riti, alle cerimonie ordinate dalla legge mosaica, che per la prima volta Gesù entra nel Tempio di Gerusalemme. La prima volta. Luca vede in questo avvenimento che si avvera l'annuncio del profeta Malachia, il quale diceva: ecco,
dell'alleanza che voi sospirate. È nel Tempio, luogo più sacro, ebraica, che Dio interviene per dare un corso nuovo a tutta la storia. La presentazione più noi lo rileviamo come mistero gaudioso, mistero della gioia, ma in verità è un mistero doloroso. Chi ha preso Dio si perda, voi sapete, è una rinuncia, è una privazione che uno fa. Comincia così per Maria il mistero della sofferenza che raggiungerà nei piedi della croce quando lei, la madre, offrirà a Dio il figlio morto in croce per la salvezza di tutti. C'era in Gerusalemme, nota Luca, un uomo giusto, timorato di Dio, si chiamava Simeone. Usando la certezza che non sarebbe morto se prima non avesse veduto il Messia di Dio promesso. Al vedere Gesù in braccio a sua madre, Simeone riconosce in quel bambino il Messia atteso e comprende che la sua lunga attesa non sarebbe morto prima di vedere il Messia promesso. La sua lunga attesa ormai era compiuta. Prendendo fra le braccia quel bambino, il vecchio esclama: Signore, ora lascia che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto. Il vecchio Simeone può ora riunirsi ai suoi antichi, ai suoi padri, perché i suoi occhi hanno riconosciuto in quel bambino la salvezza che era stata promessa. Colui che è luce per la salvezza delle genti e gloria del popolo di Israele è venuto. Venetori, Simeone consegna alla madre una duplice profezia. Questo bambino che ha in braccio è segno di contraddizione per molti di Israele, sarà motivo di caduta per chi lo rifiuterà, sarà principio di vita e risurrezione per chi lo accoglierà. E anche alla madre una spada trafiggerà l'anima, così anche lei sarà associata alla sorte del figlio, il Messia Gesù. E la conclusione di questa giornata che la Chiesa celebra con solennità, in riferimento alle figure di Simeone e Anna, la Chiesa sorella, la Chiesa di Oriente, chiama questa festa della presentazione di Gesù al Tempio il santo incontro del Signore, il santo incontro del Signore. Celebrando allora questa festa di incontro, anche noi siamo invitati a considerare con fede il nostro futuro. Non so se avete sentito
bestemmia che è stata detta settimana scorsa, non vi dico i particolari. In un'intervista a uno che faceva 90 anni, un grande della nostra terra, che cosa c'era di Dio, che cosa pensava di Dio, la risposta degradante. Il Dio del catechismo è una favola per bambini e l'aldilà non esiste. Avete capito? Così tanta gente pensa oggi. E allora, miei fratelli, noi dobbiamo invece guardare verso il nostro futuro e guardarlo con speranza. E quell'incontro che avverrà, come ci assicura Giovanni, lo vedremo, dice Giovanni, lo vedremo, quel Dio, come è il suo volto. Sarà un incontro sorprendente. Non riusciamo a immaginare nulla di quello che avverrà, ma sarà qualcosa di inimmaginabile, non c'è dubbio. E allora io vi invito, per evitare sorprese, non stiamo a guardare a quelli che credono, sono uomini uomini, perché hanno di fronte solo la povera realtà di questi giorni. Allora, per evitare sorprese, fin d'ora cerchiamo di coltivare la predilezione del Padre. Avete capito? Cerchiamo la predilezione del Padre, e allora il suo abbraccio, quando avverrà, sarà per noi il principio vero della nuova vita. Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, unigenito Figlio di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Per noi uomini, per la nostra Gesù per noi. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo. Chiesa una santa cattolica e apostolica, professo solo battesimo. Riuniti in questo tempio come i santi Begliardi, Simeone e Anna,
accogliamo il Signore che si offre per noi e presentiamo al Padre l'offerta della nostra preghiera. Diciamo insieme: Padre della luce, ascoltaci. Per la Chiesa, popolo di Dio, illuminata dallo Spirito, irradi nel mondo lo splendore di Cristo, luce e salvezza per tutti i popoli. Preghiamo. Padre della luce, ascoltaci. Per chi ha responsabilità politiche e governative, la sapienza del Vangelo orienti ogni scelta alla difesa della vita, dal momento del concepimento fino alla morte naturale. Preghiamo. Per quanti esprimono la loro appartenenza a Cristo nella vita consacrata, siano riflesso vivente della sua cura e misericordia per ogni uomo e donna che incontrano. Preghiamo. Per l'umanità, chiamata ad accogliere la grazia di questo anno giubilare, l'incontro con il Signore alimenti le scintille di speranza presenti nel cuore di ciascuno. Preghiamo. Ascoltaci. Per noi qui radunati intorno alla mensa eucaristica, questo sacramento di amore ci insegni a offrire noi stessi come strumenti di bene a quanti ogni giorno incontriamo. Preghiamo. Della luce. Padre Santo, che hai accolto l'offerta del tuo Figlio presentato al Tempio, così accogli le nostre preghiere che ti abbiamo presentato per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Del sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i doni della Chiesa in festa, o Padre, come hai gradito l'offerta del tuo unigenito, senza macchia, per la vita del mondo, egli vive e regna dei secoli dei secoli. Signore, sia in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, a rendere grazie in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno, il tuo Figlio generato prima di tutti i secoli, oggi presentato al Tempio e proclamato dallo Spirito Santo, gloria di Israele e luce delle genti. E noi esultanti andiamo incontro al Salvatore e con l'assemblea degli angeli santi proclamiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente tu sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi liberamente la sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo di un corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi, tutti i tuoi consacrati e il popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia, ricordati di tutti i nostri defunti, ammettili alla
la luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri della Chiesa e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, odio, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora guardiamo il Padre con la fiducia che Gesù ci ha messo in cuore. Padre nostro che sei in cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa di tanta speranza, ne venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia con tutti voi. Diamoci un segno di pace. Pace. Agnello di Dio, che Oggi Agnello di Dio. Esatto. ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Porco il sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 378. Resta con noi, Signore, alleluia. Tu sei frumento, Signor, degli eletti, tu sei il pane disceso dal cielo. Resta con noi, Signore, alleluia. Tu sei la guida al bancheggio
getto del cielo, tu sei il segno di gloria futura. Resta con noi, Signore. Alleluia. Tu sei la luce che illumina il mondo, ristoro alla nostra stanchezza. Resta con noi, Signore. Alleluia. Tu sei il Cristo, sei figlio di Dio, tu solo hai parole di vita eterna. Resta con noi, Signore. Alleluia. Sarem fratelli alla mensa del Padre, un cuore d'un'anima sola. Resta con noi, Signore. Alleluia. Preghiamo. O Padre, che hai esaudito l'ardente attesa del Santo Simone, porta a compimento in noi l'opera della tua misericordia, fa che tu che gli hai dato la gioia prima di vedere la morte, di stringere tra le sue braccia il Cristo tuo Figlio, concedi anche a noi, con la forza del pane eucaristico, di camminare incontro al Signore per ottenere la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Un paio di avvisi. Oggi festa della vita della Candelora. Le volontari del centro aiuto di vita di Gevona offriranno le primole per raccogliere il fondo per le varie attività. Lunedì, giorno memoria di San Biagio, alle messe delle 8 e delle 9, per chi lo vorrà ci sarà anche la benedizione della gola.
abbiamo bisogno anche di quella. Alle ore 20 incontro sulle tematiche dell'evangelizzazione digitale a partire dai beni culturali e artistici ospitati nelle diverse parrocchie. E poi 7 febbraio, primo venerdì del mese, adorazione eucaristica dalle ore 9 alle 12. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. E se finito andiamo in pace. A tutti una bella domenica, Signore. Andiamo in pace. 471. Tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. La tua veste candida come la neve, e il tuo volto come il sole. Tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia di Israele, tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. Tu avvocata dei peccatori, madre di misericordia, tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te.
Pace e bene, cari amici e amiche, ci ritroviamo insieme per la preghiera di mezzogiorno. Lascio un istante di silenzio in cui portiamo il silenzio dentro di noi per prepararci alla preghiera. Facciamo insieme il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.